Buongiorno a tutti e soprattutto in questa puntata a tutte. Mi rivolgo oggi alle donne e all'argomento violenza sulle donne, trattato in questi giorni in maniera molto importante. Sento per lo più parlare di tematiche legate al dopo violenza sulle donne. Quelli che sono gli enti appositi studiati per dare supporto alle donne, soprattutto nel post o nel periodo in cui vengono maltrattate in casa o subiscono violenze, sono degli organi molto importanti e non sono per niente contro il fatto che esistano queste associazioni in cui le donne possono trovare rifugio, possono spiegare quello che è successo, possono trovare una valvola di sfogo in quello che è successo e avere anche una sorta di appoggio mentale, quindi una sorta di piccola sicurezza in più che queste persone quotidianamente danno. Ma cosa ne dite se invece di andare in queste associazioni dopo aver subito una violenza non andiamo invece a prevenire le violenze? Come si fa a prevenire le violenze? Come tutto bisogna creare una struttura mentale forte. La donna, vista come debole, vista come emarginata, vista come la parte appunto più debole della specie umana, deve diventare invece la parte forte, deve diventare la parte sicura, deve diventare la parte che non si fa problemi anche se un uomo le si avvicina in maniera non molto benevola. Ma per fare questo è chiaramente necessario un allenamento. Se voi ci pensate bene, se volete imparare a ballare, dovete fare un corso di ballo, altrimenti non imparerete mai da solo a ballare. Se invece volete imparare a difendervi, dovete fare un corso di Wing Chun. E questa è la realtà dei fatti. Dovete fare un corso di un qualcosa che vi forma a aggredire il vostro avversario, aggredire quello che è il malcapitato, che a quel punto vi capiterà sotto. Vi posso assicurare che con il tempo diventerete molto più sicure di voi e molto più istintive in caso di agguato. Se tutte le donne imparassero veramente in maniera efficace a conoscere, a prendere consapevolezza di quelle che sono le proprie potenzialità, sia fisiche che mentali, sicuramente l'uomo piccolo che pensa di essere grande perché crea violenza sulle donne avrebbe molto meno coraggio di andare a aggredire una donna. Con questo è tutto, vi invito come sempre a visitare il nostro sito internet www.vta-i.org. Alla prossima!